La chiesa di San Costantino. Uno scanese un giorno era lavorando il terreno quando di colpo è stato afferrato e legato dai muri e l'hanno portato a Costantinopoli. Quivi in Costantinopoli l'hanno fatto servo e doveva lavorare giorno e notte senza nessun intervallo e quando non ne poteva più lo obbligavano a forza di bastonate a continuare a lavorare. Era una vita d'inferno. Ma un giorno, quando era sdraiato in terra, tutto pieno di sangue per i colpi che gli avevano dato, gli compare un uomo bello e grande e gli dice: non ti disperare molto perché i muri non ti potranno tenere ancora per molto tempo. Sta sicuro che io ti libererò e ricordati di me. Appena che ha finito di dire queste parole, quell'uomo è scomparso. Dopo questo fatto sono passati molti giorni e una bella notte lo scanese, senza sapere neppure come, si trova nella spiaggia di Porto Torres. Proprio nel momento che arriva, gli torna a presentare quell'uomo bello e grande che aveva visto in Costantinopoli. Lo ferma e gli dice: come ti avevo promesso, ti ho liberato. Io sono San Costantino e ti ho liberato perché voglio farmi una chiesa. Pigliati questo sacco di denari, va, sedilo e la chiesa fammela sul monte Iesi. E, e così, sedilo, resterà sempre libero da ogni malattia. Lo scanese gli ha dato retta ed ha fatto la chiesa del santo, che è molto miracoloso e che a quello che gli piace arrestare con i sedilesi, quantunque gli scanesi lo vogliono per conto loro. Questa era una leggenda tratta da un testo del Bottiglioni. Abbiamo ascoltato la chiesa di San Costantino. Il titolo della raccolta è Il pescatore di fragole.